Difendi, dribbla, attacca, manda a segno quella palla. Fischio d'inizio, comincia il programma. Penalty play, ok. La curva salta, ole, ole. Accendi quella TV, ole, ole. Presenta Tortorici, ole, ole. Commenta il doppio incontro, ole, ole. Canale 78. Se cerchi il meglio del calcio dilettantistico, ci Tortorici allo schermo, il canale è giusto, bro. Manda a segno quella palla e fai gol. Qui niente fuffa, si commenta il vero sport. Rivedi le partite coi protagonisti, l'allenatore, il calciatore, i giornalisti, i punti di vista, i risultati e le classifiche. Qua si fa calcio, non si pettinano bambole. Difendi, dribbla, attacca, manda a segno quella palla. Fischio d'inizio, comincia il programma. Penalty play, ok. La curva salta, ole, ole. Accendi quella TV, ole, ole. Presenta Tortorici, ole, ole. Commenta il doppio incontro, ole, ole. Canale 78. Lo sport, il calcio e non solo. Tutto questo è Penalty Play. Gli approfondimenti sportivi, le notizie, gli ospiti, le interviste dal mondo dell'attualità, la cultura e lo spettacolo. Penalty Play, curato da Ettore Tortorici. Telespettatori di Gold 78, eccoci ritrovati con il consueto spazio di Penalty Play. Abbiamo, come avete potuto ben vedere, insomma, iniziato leggermente in ritardo, posticipando chiaramente l'inizio solito per dare spazio naturalmente all'informazione politica. Oggi puntata del mercoledì, siamo già in tenuta estiva, come avete potuto ben vedere, e abbiamo qui con noi Gianluca Virgillito. Ciao Ettore, ovviamente buon pomeriggio a tutti i nostri telespettatori. Allora Gianluca, siamo in tenuta estiva perché ormai, diciamolo pure, l'estate è esplosa e sono esplosi i playoff. Eh sì, sono esplosi e la febbre dei playoff ormai praticamente ci sta coinvolgendo tutti. Siamo nel vivo e c'è grande entusiasmo perché il Catania è riuscito a superare il primo ostacolo che era la Feralpisalò. Adesso, proprio oggi, un altro ostacolo difficile, questa volta molto più complicato secondo me, come il Siena, partita di andata. Insomma, l'entusiasmo c'è, come hai detto tu, clima bollente, ecco, non solo per l'estate. È vero, è vero, è vero. Certo, veniamo da una partita dal doppio volto, quella giocata contro il Feralpisalò, sia all'andata che al ritorno. La squadra non è che abbia espresso un grande calcio, però in queste situazioni, in queste partite, diciamolo pure, conta il risultato. Sì, sicuramente conta il risultato, Ettore. Tra l'altro è vero quello che dici tu, il Catania non ha espresso una qualità di gioco di un certo tipo, però nel secondo tempo della partita giocata al Massimino contro la Feralpisalò abbiamo visto qualcosa in più, abbiamo visto un atteggiamento un po' diverso. Nella prima frazione di gara anche poco possesso palla, il centrocampo che non riusciva a fare azione di filtro e non riusciva a tenere il pallone. Nella ripresa probabilmente Lucarelli avrà lavorato proprio su questi fattori e ha avuto ragione alla fine anche con i cambi. Poi la vittoria è arrivata, dopo il primo gol sostanzialmente non c'è stata più partita. Assolutamente. Guardiamo subito la schermata dei contatti per interagire con noi di Penalty Play, il solito numero WhatsApp aperto 24 ore su 24, 328 5358 101 e anche l'indirizzo email format tvpenaltyplay@tiscali.it. E come al solito siamo anche in diretta sulla pagina Facebook Penalty Live, una pagina che trasmette tutti gli eventi targati dal marchio Penalty. Subito anche la schermata dei playoff, la conosciamo abbondantemente, dopo le partite disputate sono 4 le squadre che giocheranno questa sera. Robur Siena contro il Catania e il Sud Tirol contro il Cosenza. Certamente il Cosenza, un po' a sorpresa, ma credo anche abbastanza meritatamente, lo troviamo tra le 4 squadre che lotteranno per la Serie B. Ma in tanti la definiscono una sorpresa, secondo me in realtà non lo è. Era sorprendente che il Cosenza nella prima metà di stagione fosse lì a lottare per la zona play-out, questo mi faceva più che altro impressione, mentre invece secondo me i valori questa squadra ce l'ha. Poi a gennaio è arrivato un ottimo mercato, sono arrivati giocatori come Perez,
per esempio là davanti un attaccante che ha esperienza anche in cadetteria, ovviamente il tutto poi condito dalla presenza di un allenatore di grande esperienza, scafatissimo in questa categoria, che sta permettendo a questa squadra di arrivare con uno slancio davvero importante a Uno questa slancio semifinale. tra l'altro anche dal punto di vista atletico, perché è vero. una squadra che corre in maniera forsennata. È vero, Ettore, però mi viene da dire che proprio questo fattore potrebbe essere poi decisivo, perché questa squadra gioca a intervalli di 3 giorni, ormai quasi da un mese, quindi la stanchezza ad un certo punto si deve far sentire. Certamente. Abbiamo già la schermata anche delle probabili formazioni di questa sera a Siena. Abbiamo qualche novità, qualche sorpresa? Sì, qualche novità l'abbiamo, vediamo proprio in questo momento in sovraimpressione quelle che sono le probabili formazioni. Vado subito col Catania che dovrebbe confermare il 3-5-2, anche se indiscrezioni dell'ultimo secondo mi dicono di una possibile soluzione col 4-3-3 per arginare un po' anche quello che è il modulo del Siena. Novità, vado a dirle brevemente: Tedeschi al centro della difesa al posto di Aie, che dovrebbe avere un turno di riposo, poi Mazzarani al posto di Lodi, ma anche se potrebbe esserci un ballottaggio anche con Biaggianti. Quindi Mazzarani a centrocampo, poi per il resto tutto confermato. Ripa leggermente favorito su Curiale per quanto riguarda l'attacco, mentre il Siena conferma il 4-3-1-2. Attenzione però, perché la scelta di Mazzarani ci fa capire che in questo momento Lucarelli evidentemente vuole dormire sonni tranquilli. Sì, ma io perché, intanto... insomma, la scelta di Mazzarani prevede un altro Catania, indubbiamente. Intanto penso che sia anche una possibilità per Lodi per recuperare, gli facciamo gli auguri perché si è sposato nei giorni scorsi. Mazzarani rappresenta la classica alternativa a centrocampo per le partite giocate fuori casa, perché è un giocatore molto aggressivo che può sfruttare anche la capacità di tiro che ha da lontano, quindi lo vedo come una mossa assolutamente azzeccata. Le sue ripartenze a centrocampo possono indubbiamente lì far mezzo male. al campo ha una qualità e una quantità che per l'atteggiamento che ha la squadra quando gioca fuori riesce ad essere una pedina vincente, più che in casa. Quindi lo vedo veramente come una possibilità importante. Lucarelli avrà studiato bene l'avversario, perché tutto gli possiamo dire tranne che non studia bene quelli che sono gli avversari che va ad incontrare. Avversari che comunque sono stati studiati molto bene sia dall'allenatore che dal direttore sportivo del Siena. Sentiamoci subito le interviste post la partita vinta contro la Reggiana, partita vinta soprattutto con uno strascico considerevole, e sentiamo le risposte sul giudizio soprattutto nei confronti della squadra siciliana. Io penso che il Catania sia una squadra forte, abbia cominciato il campionato da squadra forte, abbia cominciato il campionato da favorita, probabilmente adesso è forte anche del fatto che pure lei ha superato il turno, però ce la giochiamo. Io non lo so se è favorito o se non è favorito, ci sono 2 partite, si gioca 11 contro 11, ce la giochiamo alla grande. È una squadra forte, è una squadra forte il Catania, forte, ditemi ancora forte, posso dire, però è una squadra che dobbiamo affrontare. È una squadra forte, ci piace questa definizione da parte del DS Dolci, questo ci fa capire insomma che il Catania non lo vuole incontrare nessuno. Ma direi che ovviamente in questo momento è la squadra più forte dal punto di vista tecnico che è rimasta in gioco, quindi tutti la vogliono evitare in qualche maniera, però quando arrivi in semifinale ci sta che incontri una squadra forte. Io dico che il Siena comunque non è assolutissimamente una squadra da sottovalutare, mi sembra che se ne sia parlato troppo poco. Ricordiamoci che il Siena è arrivato secondo nel proprio girone, il girone A, tra l'altro secondo me il più complicato proprio del 2017-2018. È una squadra da prendere con le pinze, come si dice in gergo, ci sono giocatori importanti, penso a Guberti, penso a Marotta, quindi bisogna sapersela gestire bene questa sfida di andata che secondo me decide molto su quella che poi può essere la qualificazione in finale. È un Catania che secondo te punterà a portare a casa un punto oppure tenterà di portarne a casa invece 3? Che bella domanda che mi fai. Che bella domanda, perché insomma un po' di dubbi ci vengono, perché Lucarelli è uno che intanto il punticino lo vuole
avere per forza. Sì. Allora, io Non so fino a che punto tenterà di vincerla proprio questa guarda, partita. ti rispondo subito molto, molto velocemente con schiettezza. Se andiamo a vedere i numeri, il Siena fuori casa ha fatto meglio del Catania. Il Catania ha fatto un'ottima stagione fuori casa. Sì. Credo abbia totalizzato in totale 2 punti in più, mi sembra 35, il Siena 32 o 33, il Catania in questo momento vado a memoria, non lo ricordo, quindi meglio puntare a vincere anche fuori casa, quindi Ho vincere capito. questa sera, perché poi il Siena è squadra da trasferta, sa giocare molto bene. E quindi insomma la squadra di Lucarelli oggi in campo, stasera in campo, sicuramente cercherà a questo punto la carta vincente per portare a casa 3 punti e poi aspettare il ritorno con un'affluenza che a quel punto prevedo da tutto esaurito al Massimino. Anche perché è l'ultima gara in casa prima della finale, l'ultima Certo. gara stagionale al Massimino, tutti si aspettano una risposta assai importante proprio da questo gruppo, da Lucarelli. Diciamo che la prima risposta è stata buona perché con la Feral Pisalò non era facile, comunque poi nel secondo tempo la squadra si è registrata bene. Ci fermiamo, abbiamo lo spazio pubblicitario, tra poco rientriamo in studio, continueremo a parlare di questo big match tra Siena e Catania, avremo anche chiaramente notizie dell'altro incontro tra Sud Tirol e Cosenza. A tra poco. Audio Jungle. L'evento più atteso del calcio dilettantistico siciliano. Vi aspettiamo giorno 1 giugno presso l'Auditorium Carlo Alberto Dalla Chiesa di San Gregorio di Catania. Tutto il calcio dilettantistico va in passerella con la quinta edizione dei Penalty Awards. Vi ricordiamo che l'intero evento sarà trasmesso da Gold 78, canale 78 del digitale terrestre, domenica 10 giugno, a partire dalle ore 19. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, Esclusivista per la Sicilia del marchio Mobil Ferm. Infoline 336 9207 27. Dal lunedì al venerdì tra le 14.30 e le 15.30 la puntata dell'approfondimento sportivo e non solo, parliamo di Penalty Play, ultima settimana, siamo già quasi in tenuta estiva, oggi tutta la redazione è rimasta strabiliata dal fatto che io per la prima volta sono senza giacca e cravatta, ma è una scelta, forse ci può anche portare fortuna in prospettiva Dai, per il Catania. questo verde acqua così può andare bene per oggi, dai, stai benissimo comunque. Va bene, va bene. Allora parliamo di questa partita. Dove il Catania può incontrare difficoltà in una partita difficile, in un campo difficile come quello di Siena? Anche questa è una bella domanda, io ho cercato proprio nel pregare di darmi una risposta e ti dico che secondo me le difficoltà maggiori dipendono da come il Catania si approccerà dietro, perché questa tre quarti con Guberti, poi Marotta e la terza soluzione, noi abbiamo visto prima la grafica tra Santini e Neia, insomma. Bisogna capire come interpreterà la partita il terzetto difensivo, perché il rischio è che si faccia prendere in controtempo e abbiamo visto tante volte che questo succede. Per questo io dico attenzione al modulo, perché secondo me il Catania potrebbe anche cambiare qualcosina prima del fischio d'inizio e sorprenderci tutti partendo col 4-3-3. Quindi Vediamo. quasi una squadra a specchio con Sì, con anche perché il Siena. Guberti è un ottimo giocatore, tra le linee, sa creare difficoltà. Se il Catania in fase di ripiegamento dovesse avere delle difficoltà, la vedo male. Quindi insomma Lucarelli lo saprà questo. Ma
se eventualmente il Catania dovesse scendere con il 4-3-3, non è escluso che a questo punto qualche giocatore salta per l'innesto di un giocatore più adatto al 4-3-3. Probabilmente salterebbe un difensore oppure Blondetta andrebbe a destra con Barisic spostato invece nel trio d'attacco. Insomma, c'è molta attesa e anche molta incertezza, probabilmente è anche una partita a scacchi, o Sì, sbaglio? c'è anche pretattica. Infatti. Diciamo che il 3-5-2 viene dato come soluzione preferita, però io non la disdegno questa possibilità e siccome Lucarelli, torno a dire, uno che studia molto le partite, ci avrà fatto caso a questo aspetto, a questa diciamo lotta tra la difesa del Catania e l'attacco del Siena che è lì pronto a colpire. Sentiamo un po' invece che aria tira a Siena e ci colleghiamo appunto con Siena, con il sito tuttosienacalcio.com e con Angelo Maria Castaldo. Pronto Angelo? Ciao Ettore, un saluto a tutti. Grazie Angelo. Allora, qui a Catania è salita la febbre, ma penso che anche a Siena l'atmosfera sarà surriscaldata. È una semifinale pesantissima per due squadre che sicuramente insomma, vogliono assolutamente la serie B. Beh, come hanno detto tanti addetti ai lavori, è una finale anticipata, sono due piazze che hanno fatto tanti anni là e quindi meritano sicuramente palcoscenici diversi. Indubbiamente. L'atmosfera è legata molto al fatto che il blasone del Catania incute tanta, ma dico tanta, intensità. Però io credo che il Siena avrà valutato anche le qualità tecniche di questa squadra siciliana per questa stagione, no? Beh, indubbiamente il blasone conta, ma la tecnica altrettanto. E, come ripeto, sono due squadre che meritano sicuramente altri palcoscenici e il campionato l'ha dimostrato, infatti sono arrivate seconde. Però hanno sicuramente voglia di fare un percorso diverso, di lasciare questa Serie C quanto prima e purtroppo una delle due da questa serie in poi insomma, dovrà ragionare per il futuro per chi andrà avanti e per il futuro per chi resterà poi in terza serie. Ecco. Ciao, io ti faccio una domanda legata alla formazione, no? Perché ci sono alcuni dubbi per quanto riguarda il Siena, in particolare dietro D'Ambrosio sembrano stare benissimo, ti chiedo se potrebbe partire lui oppure se invece c'è qualche altra soluzione e poi in attacco chi è favorito in questo momento per fare il tandem con Marotta? Beh, guarda, nelle ultime gare, quelle là dei playoff, Mignani ha mischiato un po' le carte, possiamo vedere, non so, ad esempio nel ritorno con la Reggiana, partita tanto discussa anche nelle ultime ore, sbraga fuori dentro Panariello, probabilmente se D'Ambrosio non ce l'ha fatta sarà confermato Panariello che comunque ha fatto un'ottima prova. Davanti idem, Santini è stato titolare quasi per tutto il girone di ritorno e poi nei playoff Mignani rispolvera Neglia che sta dando comunque il suo contributo con questo attacco a 3. Dobbiamo vedere, insomma, il finale è dalla parte di Santini, anche gasato del rigore al 100° della partita scorsa. Vedremo nelle ultime ore, diciamo, Santini un po' più avvantaggiato rispetto a Neglia, sicuramente. Ecco, in questo momento in casa Siena lo spauracchio per quanto riguarda i giocatori del Catania qual è? Io penso che Mignani ragionerà molto su Guberti, cercherà insomma di far fare un po' quello che spariglia il centrocampo e la difesa rossa-azzurra, è così? Beh, Guberti comunque dalla sua tantissima esperienza, come d'altronde la hanno Biagianti e Lodi per il Catania stesso e probabilmente l'avrà anche Marotta per i bianconeri. È indubbio che quando c'è Guberti l'attenzione delle squadre avversarie si focalizza su di lui e quindi può essere quella carta in più, quell'asso nella manica, quel coniglio dal cilindro che può risolverti con una giocata alla partita e si è vista poi nella partita di ritorno con la Reggiana, cosa che era mancata a detta di molti tifosi e non solo nella partita di andata al Mapei. Ecco, parlando proprio della partita con la Reggiana, sappiamo tutti, insomma, la bagarre al termine dell'incontro. In società cosa si è detto e in prospettiva anche con l'arrivo sicuramente di alcuni tifosi del nord, insomma, come si sta preparando un po' il servizio d'ordine all'interno dello stadio per l'incontro di questa sera? Beh, sicuramente gli strascichi sono stati forti anche in base alle dichiarazioni dei presidenti, insomma del presidente Granata o del sindaco della città di Reggio Emilia, idem per quello del sindaco di Siena, insomma ha lasciato tanti strascichi e tanti paragoni anche scomodi e indiscreti e forse fuori luogo rispetto ai colori bianconeri, insomma non voglio citare
squadre che non hanno nulla a che fare con la Serie C, però è indubbia la critica rivolta dai tifosi della Reggiana nei confronti di quelli della Robur. Questa sera sicuramente sarà massima l'attenzione, soprattutto in base dopo a quello che è successo al fischio finale con seggiolini rotti e lanciati in campo, addirittura si parla di tifosi della Reggiana con dei bastoni in campo o minacce al direttore di gara o ai dei tesserati bianconeri, insomma. Quello non è certamente calcio, quello non è certamente calcio. No, assolutamente. Infatti stiamo cercando anche con i nostri social o con la nostra informazione di stemperare un po' l'attenzione, di concentrarci solamente sul campo e al match di questo sera. Giusto, bravo Angelo. D'altra parte il vostro portale, insomma, parla attivamente solo ed unicamente di calcio, mettendo da parte polemiche che possono soltanto magari surriscaldare ulteriormente l'ambiente. Certamente è una partita impegnativa, ma deve essere impegnativa soprattutto dentro il terreno di gioco, dove tutti i giocatori, sono sicuro, daranno il massimo. Per chiudere, da Siena, il tuo pronostico? Beh, è una partita sicuramente tosta e difficile, come lo sono tutte quelle dei playoff, perché è un campionato a parte, conta poco la classifica, conta poco il blasone, anche se, ripeto, è una finale anticipata e lo sanno tutti. A Siena lo sanno perfettamente bene, Mignani e Bergazzo hanno preparato il match nel migliore dei modi, come sicuramente avrà fatto Lucarelli, che con la vicinanza con Livorno da queste parti è anche molto sentita, ecco, questa rivalità, questo campanilismo calcistico che deve rimanere tale all'interno del quadrato di gioco, del rettangolo di gioco. Sicuramente è una partita dura, ecco. Magari avrei preferito il ritorno in casa per ovvi motivi ambientali, perché il pubblico di casa è molto caldo e sicuramente si farà sentire domenica sera, però vediamo cosa succede questa sera, purché rimanga una partita una festa di calcio. Insomma, non ti sbilanci. No, non mi sbilancio perché diciamo mi tengo nel ramo giornalistico, però ovviamente il portale è bianco-nero e la Robur sicuramente. Possiamo immaginare. Grazie ad Angelo Maria Castaldo. Grazie a voi. Tuttosienacalcio.com. Dalla nostra redazione buona partita a tutti e che vinca il migliore. Un saluto a tutti gli amici della Sicilia e della Catania. Perfetto, ricambiamo. Grazie ad Angelo. Ci piace quando, insomma, questa sportività viene poi trasmessa anche attraverso un portale che è letto da tutti, e dopo i fatti successi che, insomma, loro stessi hanno condannato, insomma, creare un ambiente sereno per gustarsi solo la partita, credo che sia il miglior bigliettino da visita per stasera. E poi diciamolo francamente, chi è che ha acceso gli animi di quella partita ovviamente sono stati i tifosi della Reggiana, no? Visto anche poi l'episodio che ha condizionato il finale di partita con questo rigore, non so se definirlo inventato, ma quasi, che poi ha premiato il Siena. C'è un dato di fatto, un rigore dato in quel minuto, in quel momento. Attenzione, non che vadano compresi atteggiamenti dei tifosi della Reggiana, ma c'è un'amarezza considerevole. L'amarezza sicuramente c'è, e anche a Siena hanno la consapevolezza che l'episodio poi ha influito in modo determinante ovviamente sulla qualificazione. Certamente. Allora, parliamo un attimo dell'altra partita, perché anche Sud Tirol Cosenza è una partita da prendere con le pinze, non tanto dal punto di vista, diciamo, dell'ordine pubblico, ma dal punto di vista tattico, perché questo Sud Tirol ha confermato di essere una squadra arcigna, decisa, tecnicamente valida, corre come forsennata. Verissimo. E soprattutto il Cosenza dalla sua c'ha questo entusiasmo di tutte queste partite quasi da mondiale, che ogni settimana la mettono sempre più avanti e a questo punto non si tirerà più indietro. Tra l'altro il Cosenza è un giocatore che secondo me avrà mercato anche in categorie superiori, parlo di Tutino, lo conoscono bene a Trapani, è vero. È stato il castigatore dei Granata. Tra l'altro, apro una brevissima parentesi, Trapani che è stato messo in vendita ai noi dalla famiglia Moraci, speriamo che qualcuno si inserisca presto e rilanci la piazza. È il fallimento purtroppo, quindi speriamo di no. La cosa ci dispiace tantissimo, soprattutto perché Trapani, lo sanno tutti, è una piazza di grande quantità e qualità. Assolutamente. Guardiamoci un servizio invece a questo punto proprio su questo big match Sud Tirol Cosenza. Se il Cosenza è la rivelazione di questi playoff, non è da meno il Sud Tirol. Le due squadre si affronteranno in semifinale per quella che per gli addetti ai lavori sarà la sfida tra le due formazioni che più hanno sorpreso in questa lunghissima stagione.
I trentini ci sono arrivati con un finale in crescendo che gli ha permesso di chiudere dietro il Padova in classifica. Spinto dall'entusiasmo crescente, ha proseguito alla grande negli spareggi facendo fuori chiunque. La Viterbese, l'ultima vittima. Una sfida nella sfida tra due tecnici, Zanetti da una parte e Braglia dall'altra. La novità rappresentata dal tecnico del Sud Tirol è l'esperienza formato Maxi per l'allenatore dei Lupi Silani, l'uomo che ha cambiato il Cosenza in corsa, che lo ha tolto dalle sabbie mobili della classifica e adesso sta facendo vivere un sogno ai supporter rossoblù. Tanto da illuminare l'Empire State Building dei colori made in Cosenza, e sarà stata sicuramente una casualità, ma immaginare un super tifoso silano tra gli addetti all'illuminazione del grattacielo di Manhattan non è proprio fantascienza. Di sicuro qualcuno, mentre i Lupi sbranavano la San Benedettese staccando il pass d'accesso alla semifinale, ha colorato di rosso-blu l'edificio della Grande Mela. Un entusiasmo dilagante, ma attenzione a chiedere a Piero Braglia quante possibilità abbia il suo Cosenza di arrivare in finale. Vi risponderà alla sua maniera, così. Dai, fammi fare la prima partita, poi te lo dico. Alessio Buonpasso per la CNews 24. La dichiarazione di Braglia è simpatica, fammi fare la partita poi ne parliamo, certo. Perché Troppo chiaramente facile. te la devi giocare questa semifinale, No, caro Cosenza. Ma sicuramente se la deve giocare. Tra l'altro il Sud Tirol, per quanto come il Siena sia una squadra tra virgolette un po' snobbata, ricordiamoci che il Sud Tirol nel suo girone è arrivato secondo, Infatti. quindi poi fa bene Braglia a dire intanto fatemi giocare la prima e poi vediamo. Secondo me sarà una partita molto, molto spettacolare tra queste due squadre, Con un pronostico assolutamente incerto, e allora guardiamoci un altro servizio proprio su questo big match, e lì possiamo veramente capire che sarà una partita da prendere con le pinze, perché sarà incerta probabilmente anche e soprattutto nella gara di ritorno. Il sogno continua, la Serie B è più vicina, almeno di un altro passo, quello che compie il Cosenza a Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto. I Lupi battono la San Benedettese anche in trasferta e volano in semifinale playoff. Mungo e Baclé calano il bis e per gli ascolani è game over. Tra le 4 pretendenti al salto tra i cadetti ci sarà la squadra di Braglia. La squadra ha fatto la prestazione che doveva fare, perché se vuoi vincere su questo campo devi giocare così, devi essere tosto così, perché loro sono una squadra tosta con un grande pubblico, come ce l'abbiamo noi ce l'hanno loro. Perciò noi dobbiamo essere felici di più, perché hanno buttato fuori una grande squadra secondo me. È il punto più alto della presidenza Guarascio che mai si era spinto fin qui. In semifinale i Lupi affronteranno il Sud Tirol che nei quarti ha eliminato la Viterbese. Loro hanno giocato alle 6, noi si è giocato 2 ore e mezzo dopo. Non ci sta da viaggiare, loro ci aspettano là e loro sono una squadra forte. Se no non arrivi secondo in questo girone. Mercoledì la gara d'andata, domenica quella di ritorno al Marulla. In caso di parità di gol complessivi nei due match, previsti tempi supplementari ed eventuali rigori. Alessio Buonpasso per la CNews 24. Cosenza dunque che scenderà in campo in quella di Bolzano e poi insomma ritornerà al Marulla convinto dei propri mezzi, cercando magari di continuare questa sua striscia positiva, perché ha eliminato il Trapani che non è l'ultimo arrivato, e soprattutto ha questo entusiasmo di tutte queste partite che ha giocato in questa fase eliminatoria dei playoff. L'entusiasmo non manca sicuramente, sarà questo l'ingrediente su cui Braglia farà leva per cercare di vincere e arrivare in finale. Però dal punto di vista fisico secondo me qualcosa la pagherà questa squadra, proprio per questo si sarà lavorato magari anche per produrre qualcosa di differente. Io, se posso dire la mia, così certo, anche in modo molto modesto, se il Cosenza è in finale ci va proprio perché ha un vecchio Volpone in panchina, molto più del collega del Sud Tirol, che non me ne voglio, ha fatto un grandissimo lavoro. Zanetti. Anch'io sono di questa idea e sono anche dell'idea che insomma da Livorno, diciamolo pure, arrivano attestati di stima nei confronti del mister del Catania Lucarelli. Per forza di cose deve non essere poteva così. essere altrimenti, no? Sì. Allora abbiamo una clip originalissima
del fratello di Lucarelli, tra l'altro fresco di promozione e di ritiro. E di ritiro. Beh, a 40 anni credo che sia stata la scelta più intelligente. Ha fatto no? quello che doveva fare, aveva Perfetto. promesso di riportare la squadra di nuovo in Serie A, lo ha e c'è fatto, riuscito. e c'è poi riuscito. è andato, sì. E poi c'è anche Montano, che insomma medaglia d'oro alle Olimpiadi, che è molto amico appunto di Cristiano Lucarelli. Guardiamoci questa clip perché è veramente originale. Forza Cristiano, forza ragazzi, avete fatto un grande campionato, manca l'ultimo sforzo per realizzare il vostro grande sogno. E come si dice ultimamente a Livorno, Amuninni Catania. Ragazzi, Catania nel cuore e anche sul braccio, perché a Catania ho vinto il mio mondiale, è stata un'esperienza immensa, grazie anche a voi che mi avete sostenuto, mi avete supportato in questa impresa meravigliosa. Quindi faccio i miei in bocca al lupo, forza Cristiano, so qual è la tua grinta, la tua forza, la tua voglia di vincere. Quindi ragazzi, Amunin Catania, forza! L'hashtag Amuninni Catania, ci piace questa cosa perché ci mette questa energia, questa sera tutti davanti alla TV perché sarà trasmessa in diretta Rai, Sì, anche. Rai Sport. Rai Sport, per trasmetterà in fortuna, diretta. grazie al cielo. perché- Addirittura a Catania anche maxi schermi. insomma... Ci si è organizzati, dai. Potrebbe essere una serata molto importante, siamo quasi in chiusura, lo possiamo confermare, lo possiamo anche dichiarare. Oggi, questa sera, a Siena, ci giochiamo una grandissima fetta della finale, credo. Secondo me è un buon 70%, anche per quello che ti dicevo prima, cioè il Siena se viene a Catania con la consapevolezza di dover spingere perché ha preso un risultato negativo all'andata, presterà il fianco e il Catania andrà a nozze con questo tipo di atteggiamento. Ha i giocatori Quindi, giusti per esattamente. insomma, infilare un'eventuale difesa che è troppo a quel punto propositiva nella fase d'attacco, Sì. proprio perché potenzialmente potrebbe dover recuperare uno svantaggio. Io ti ricordo proprio quel dato che ti dicevo prima, sono due squadre da trasferta e quindi mi aspetto che in trasferta per la squadra che passerà si deciderà il tutto, da una parte o dall'altra. Allora, dato che siamo in chiusura e ho chiesto il pronostico anche ad Angelo Maria Castaldo di Tutto Siena Calcio.com, vabbè, a questo punto mi devi dare anche tu, in qualità di Massport, il tuo pronostico. Ti ho risposto come Angelo. Mi immaginavo, ero sicuro che non ti sbilanciavi più di tanto. No, io mi sbilancio invece, ti dico che secondo me potrebbe essere partita da pareggio con gol. Addirittura, secondo me sì. Pareggio con gol, perché attenzione, anche il gol potrebbe incidere relativamente. No, non incide, in questa fase no, incideva fino al turno precedente, adesso dalle semifinali in poi conta la differenza reti, cioè se il Catania vincesse una partita 2-1 e ne perdesse un'altra 3-1 passerebbe il Siena per differenza reti, ma per il resto non vale, diciamo, in ottica di pareggio. Per chiudere, la domanda che un po' mi sorge spontanea è quella dei tifosi, no? Che saranno un po', tra virgolette, costretti a rimanere a Catania per vedere la partita o in televisione oppure nei maxi schermi. Questo divieto mi sembra ancora una volta un po' troppo esagerato. Ieri ne parlavamo anche con un altro ospite all'interno di Penalty Play del martedì e questo blocco nei confronti del Catania dà un po' fastidio. Sì, dà un po' fastidio, io l'ho definito scandaloso. Non lo volevo dire, però credo che la parola quella allora, è giusta. Io potrei farti un esempio stupido, no? Di un genitore che ha a che fare con un figlio ribelle. Sì. Allora tu cosa fai? Cerchi di raddrizzarlo oppure lo chiudi in camera? Esatto, cosa fai? È la stessa cosa. Diciamo che qui è un evento che ha una portata differente perché ovviamente parli non di un'unità ma comunque di un gruppo di persone anche da individuare. Però il problema non si risolve così, anche perché andare a limitare i tifosi soltanto siciliani, cosa mi vuole rappresentare? Che i tifosi siciliani siano violenti, altri no? Infatti. È veramente molto discriminante. Perché poi si spera che giustamente molti tifosi che abitano su al nord probabilmente avranno la possibilità di accedere allo stadio. Diciamo, è un peccato. È un peccato. Non voglio andare a giudicare quelle che sono le scelte dell'osservatorio, ma non credo che sia questo il modo di onorare un playoff in cui una squadra e una città intera si giocano praticamente tutto. Te lo dico incrociando le dita,
a Pescara chiaramente eventualmente ci possiamo andare, non credo che ci sarà un obbligo. Allora, a Pescara, da addetto ai lavori, ci sarò sicuramente. Quello sicuro. Per i tifosi, io l'ho già detto anche in altri contesti, mi legherò da qualche parte, farò lo sciopero della fame e della sede se ai tifosi non verrà data questa opportunità. Non credo, anche perché là i settori saranno abbastanza, essendo campo neutro, è una finale, divisi. È una finale. Non puoi andare a... Però sai, dalla federazione ci possiamo attendere tutto. No, immagino una finale a porte chiuse, ma sarebbe incredibile. Sarebbe veramente una pazzia. Devo dire che oggi la puntata è stata chiaramente ampiamente dedicata a questo big match di questa sera a Siena tra il Siena ed il Catania. Siamo contenti perché abbiamo forse anche trasmesso questa tensione, questa adrenalina. Questa adrenalina che un po' tutti noi abbiamo acquisito già da qualche ora, perché sapendo che questa sera ci giochiamo una bella fetta della finale, insomma ci fa anche in un certo senso inorgoglire. Sì, assolutamente, hai detto bene tu, dopo tantissimi anni si torna a respirare un'aria importante di promozione e speriamo veramente che le cose vadano bene e soprattutto che non ci siano episodi anche arbitrali, perché è vero, speriamo che sia un verdetto sancito solo ed esclusivamente dal campo e dai giocatori. Perfetto, allora io voglio ringraziare Gianluca Virgillito, incrociando le dita speriamo di rivederci presto, perché anticipiamo già da adesso che ci sarà una puntata speciale con 2 date diverse, o post eventualmente eliminazione del Catania dalla semifinale, o addirittura, è quella che noi preferiamo, post vittoria eventualmente, oppure finale giocata a Pescara. Grazie per adesso e ci rivedremo presto. Grazie mille anche per questa opportunità che mi hai dato, grazie. Grazie a Gianluca Virgillito. Allora chiudiamo la puntata odierna di Penalty Play, che come tutti hanno ben visto è stata in versione ridotta perché la prima parte è stata dedicata all'informazione politica. Ritorneremo domani a partire dalle 14:30 per la puntata del giovedì, che è quasi tutta dedicata come al solito all'arte della cultura e anche dello spettacolo. Ringrazio in regia come al solito Andrea Salerno e Roberto Di Marco e anche il coordinamento tecnico di Giuseppe Gioffrida. Appuntamento domani 14:30 con Penalty Play. La vita è un soffio, corre come il vento, c'è un campo verde ed io non so spiegarti come. Il tempo vola, si vince o si perde, ma tu fremi e vuoi giocare. Mi insegni che la vita la posso amare anch'io, è la mia partita e so per chi ti fare amore mio. Vinci per me, tu che sai come fare, corri per me, tu che sai dove andare, sei il campione della vita. E se tutto è un campionato con la strada in salita, non ci manca il fiato, perché vincere è la ragione per cui tu sei nato. Perché vincere è la ragione per cui tu sei nato. Perché vincere è la ragione per cui tu sei nato. Per cui tu sei nato. Vinci per me, tu che sai come fare, perché vincere è la ragione per cui tu sei nato.